Bene, se stai soffrendo da dolori persistenti, soprattutto di mal di schiena, non puoi non sapere di questo studio scientifico che sta rivoluzionando il paradigma, insomma, della medicina riabilitativa mondiale. Nel 2022, infatti, come puoi vedere in questo articolo, Effect of Pain Reprocessing Therapy, VS placebo, bla 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 bla, adesso ti spiego cosa vuol dire. Questo studio è stato fatto nel 2022 in America, nel Michigan, negli Stati Uniti, dove 150 pazienti sono stati selezionati per questo studio. Erano 150 pazienti che soffrivano di dolori cronici alla schiena, e tutti questi pazienti avevano malformazioni alla schiena, come cioè, colonna vertebrale, come ernie, discopatie, scoliosi, artrosi, spondilosi, insomma, tutte queste degenerazioni che normalmente ci vengono inculcate nella medicina convenzionale come problematiche perché causano dolori. In questo studio ti faccio capire che tutti questi 150 pazienti avevano queste malformazioni. Erano problematiche, quindi pazienti che soffrivano da dolori cronici. Incredibilmente, cioè proprio quando ho saputo di questo studio, la mia carriera riabilitativa nel mondo della fisioterapia è cambiato totalmente, perché l'approccio che è stato fatto su questi clienti è stato su una parte di questi pazienti, era un approccio terapeutico, cognitivo e psicologico. Infatti, cosa hanno fatto a queste persone? Ho voluto mettere questo video per farti vedere appunto che questo studio è pubblico a tutti, lo puoi vedere se sai leggere l'inglese, insomma se capisci l'inglese è uno studio che ti invito a leggere tutto, anche se non sei del mestiere, però sì, lo si può comunque capire in base anche a questo video. Andiamo direttamente allo studio. Cosa hanno fatto? Io ho preparato una slide dove ti faccio vedere come hanno diviso i gruppi. Comunque hanno preso questi 150 pazienti divisi in tre gruppi, ripeto, problematiche, discopatie in tutte queste 150 pazienti. Il primo gruppo l'hanno trattato attraverso un trattamento, insomma, PRT, Pain Reprocessing Therapy, riprocesso del dolore, terapia del riprocesso del dolore, che è quella che in realtà io uso nel mio programma Neurobalance, comunque nel mio lavoro in Veneziano Therapy. Queste 50 persone hanno subito un trattamento di 8 sessioni, come vi avevo detto, cognitivo, somatico, nulla di simile a quello che probabilmente avreste avuto o subito voi in questi anni, se soffrite di dolore alla schiena, quindi nulla che è inerente a massaggi, nulla che è inerente a manipolazioni, nulla che è inerente a terapie fisiche manuali. Questo è il primo gruppo. Il secondo gruppo, 51 persone, anche questo, Open placebo. Il placebo in italiano, è un trattamento vero e proprio che è stato fatto semplicemente usando un'iniezione di acqua e sale nella parte della schiena. Ok? Quindi hanno detto a questi 51 pazienti, clienti, ti andremo a somministrare un'iniezione di acqua e sale, quindi loro sapevano che era acqua e sale, quindi ecco perché si chiama open, aperto, perché loro erano coscienti che era semplicemente un trattamento placebo. Ok? E le altre 50 persone, trattamento convenzionale, fisioterapia, esercizio fisico, quello che in realtà oggi si fa normalmente. Hai dolore alla schiena, a fare un po' di fisioterapia o fai dell'esercizio fisico. Ok? Non stiamo parlando quindi di problematiche gravi in questi 150 pazienti. Gravi intendo 150 pazienti che sì, avevano problematiche, insomma, abnormalità strutturali alla colonna vertebrale, tramite la risonanza magnetica si era visto, ma che non avevano comunque tumori o infezioni o malattie autoimmuni, ok? Stiamo parlando di dolori nociplastici, in inglese mind body syndromes, ok? Sindrome mind body. Ok, i primi 50 pazienti, che poi alla fine è questo per cui volevo portarti a questo articolo, i primi 50 pazienti, vediamo se porto i risultati, 33 su 50 sono guariti totalmente, quindi parliamo del ben 66%, e questo 66% è stato prolungato, nel senso che queste persone, questi 33, sono guariti totalmente, cioè non è che dopo 5 settimane, 7 settimane, un mese il problema è ritornato.
Qui vi faccio capire che la terapia comunque era di 4 settimane, ok? Incredibile sapere che in 4 settimane la tua schiena può ritornare a stare bene, ok? Quindi qua capite che non c'è stato un approccio fisico, un approccio psicologico. Ecco perché vedete qui Neurobalance. Neurobalance è il mio percorso, diciamo, psicologico, cognitivo e anche fisico, ma non si usano le mani del terapista, ok? Quindi puoi ritornare a stare bene anche senza terapie fisiche, anzi, è quelle che in realtà io ti invito a fare se soffri di dolori cronici, soprattutto se parliamo di dolori cronici alla schiena, perché questo risultato si è avuto attraverso PRT al dolore alla schiena. Le altre 51 persone, cioè l'open placebo, quindi l'altro gruppo, ben il 20% sono guariti. E tu direi, anche questi? Sì, perché il placebo è una vera e propria terapia. Ecco che qui capisci che il percorso cognitivo, quindi quello che tu pensi della terapia, ti dà beneficio. Ora, questi open placebo, il 20%, probabilmente avranno delle ricadute nel futuro perché non hanno avuto un trattamento psicologico cognitivo, ok? Di lì bisogna poi capire su questi cosa fare. Ma gli altri, quelli normali, diciamo, della terapia normale, perché oggi in Italia si fa principalmente, se non unicamente, quest'ultima terapia qua in rosso, trattamenti convenzionali, fisioterapia fisica, massaggi, manipolazioni, agopuntura, cioè andiamo avanti su queste cose che purtroppo non danno benefici a tutti, anzi alla minoranza, infatti vedrai che qui ben il 10% sono guariti, 5 su 50. Questo è incredibile, perché pensare che una terapia cognitiva, comportamentale e quindi mirata alla psicologia del paziente, del cliente, dà risultati. Qua parliamo del 66%, cioè è un risultato incredibile. Ora io ti voglio far vedere appunto questo studio perché le persone giustamente devono avere conoscenza di questi studi pubblici, scientifici, e non quindi roba che io mi invento o roba che io penso che sia giusta, semplicemente guardiamo la scienza e vediamo cosa ci dice. Nel 2024, purtroppo oggi siamo ancora molto indietro in Italia e quello che io ti offro è una terapia di questo tipo, una terapia cognitiva, comportamentale, che ti vada a far capire che il dolore può essere, anzi è creato dal cervello, sistema nervoso centrale, e che attraverso questa tipologia di terapia che parliamo di somatic tracking, tracciamento somatico, mindfulness, tapping, movimento fisico graduale e educazione al dolore, attraverso questa educazione tu puoi guarire. Ok, questo è scientificamente provato. Parliamo del 66% di quelle 50 persone. Non è tantissimo, ti dirai, però guarda quante persone guariscono con dei trattamenti convenzionali, il 10%. Probabilmente tu non ti sei neanche trovato in questo 10%. E quindi perché non provare un approccio diverso? Questo video è stato fatto principalmente per un articolo che ho scritto sul mio sito web venezianotherapy.com e ti metterò il link in descrizione perché da lì puoi capire poi cosa fare dopo o se non hai capito bene il perché ho fatto questo video lo capirai in questo articolo che ho scritto gratuitamente per tutti. Ok? Adesso è tutto, ti rimando all'articolo, quindi continuare l'articolo che trovi in descrizione e ci vediamo nei prossimi video.